Il rinvio alla Commissione regionale sanità della proposta di legge popolare sulle procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito sta avendo vasta eco anche nel dibattito nazionale. Il Veneto era la prima regione italiana chiamata a votare il testo. Soddisfatto per la sostanziale bocciatura, il senatore padovano Antonio De Poli, del gruppo Noi Moderati. Una vita non ha prezzo, è un valore che non può essere calpestato. Il compito delle istituzioni, secondo la nostra visione politica, è un altro: difendere la vita fino all'ultimo. In Veneto ha vinto la cultura della cura e dell'attenzione nei confronti del malato. C'è molto da fare, soprattutto per implementare a tutti i livelli le cure palliative. Questa è la strada da percorrere, per tutelare la dignità della persona in tutte le fasi della sua vita, anche e soprattutto quando è più fragile.